L'ha sentita quando eri nel pancione? Cosa? La scossa, la si sente? Non so, è che la mamma ha cominciato a correre. Non l'aveva mai fatto prima. Correva e stringeva con le mani la pancia. E poi è caduta? Ma mica solo una volta. Allora no che non puoi averla sentita. Per forza, c'era anche il suo cuore sopra di me, che batteva come un matto. Eccomi. 1976-2016, 40 anni dopo, e secondo te da dove possiamo partire? Io direi della gente. Quindi ce lo facciamo raccontare direttamente da loro? Sì, poi magari coinvolgiamo i sindaci, gli amministratori che hanno dovuto riorganizzare il tutto, ma darei priorità alla gente. Quindi pensavi a una serie di interviste? Di interviste, ma le incentrerei sull'esodo, cosa dici? Sai che mi sembra una buona idea, è un punto di vista inedito, nuovo. Direi di fare così. Cavazzo, che è un comune disastrato dopo il terremoto del 6 maggio e ha avuto, diciamo, il 40% delle abitazioni gravemente lesionate. 6 maggio 1976, ore 21:02. Il Friuli centro-settentrionale è sconvolto da una tragedia epocale. 990 morti, 18.000 case distrutte, 100.000 sfollati. Al di là dei numeri, le vicende dei paesi colpiti suscitano ancora, a 40 anni di distanza, dolore ed emozioni. Cavazzo, comune della Montagna Carnica, racconta una storia singolare. Non registra dei morti in primavera, ma le due potenti scosse di settembre sbriciolano ogni fiducia, ogni ottimismo, motivando un esodo che prende direzioni diverse e che si sgrana in svariate vicende personali e familiari. Allora, durante l'intervista vi chiederò di proporre un vostro personale ricordo della scossa del maggio del 1976, soprattutto da un punto di vista sensoriale, di quello che avete sentito, udito, provato, e se ci raccontate anche dove vi trovavate e che cosa stavate facendo in quel momento. Eravamo in casa pronti per andare a letto. È arrivata la prima scossa verso le 9, so proprio con precisione l'orario. Ero nel bar, lì si stava parlando di una scossa che era stata durante la notte il giorno prima. Ha cominciato a cadere tegole e tutto, una cosa bruttissima. Ricordo che sono riuscito a telefonare a Son Plago, mi ha detto che è successo un disastro enorme e mentre mi parlava a un certo punto dice vecca torna. È venuta un'altra scossa, ha buttato giù l'apparecchio, eccetera. I rumori indescrivibili. Cominciavano a cadere sassi, tegole, quell'altro, gente che urlava. Ho sentito tutto questo rumore e sono scappata per la finestra del bagno. Sentivo mia figlia che gridava, che era venuta sulla terrazza fuori. Gridava ma non ci si poteva muovere. Mi sembrava di avere un serpente, non so, sotto i piedi. Ricordo benissimo l'asfalto che si muoveva, che dondolava come il mare. E il festa lì vedevi solo scintille, sembrava fuoco. Io per un attimo ho visto la montagna aprirsi e richiudersi. Vedevo scintille dappertutto. Sembrava fiamme che venivano fuori dal terreno. Tutti gridavano, poi è cascato un pezzo di casa, un rumore del diavolo, tutto tremava. Si sentivano tutte le urla del paese, tutto un fuoco si vedeva. E dopo un rumore, il rumore che venivano giù i sassi, una roba tremenda. Siccome lavoravano nell'autostrada, sembrava fosse stata una mina. Invece dopo ci siamo accorti che era una scossa tremenda. Ricordo questo tempo interminabile in cui la terra continuava a tremare e poi
D'un tratto un silenzio enorme e il buio. E da Pozzolo del Friuli io, mentre faceva giorno, sono venuto fino a Somplago. Lascio a voi immaginare quello che ho visto per strada. Nella strada erano tegole, riuscivo appena a passare con la macchina. Quando sei entrato nell'epicentro del terremoto, a vedere quello che c'era in giro. E dopo venendo il su si vedeva la distruzione. Il nonno diceva che sotto la porta si sta sicuri. È un posto magico? Sì, vedi di sì. Lui quando arriva la scossa va lì e vuole che andiamo tutti. Beata te che hai la porta magica. Ma forse anche a casa tua c'è la porta magica. Tu dove vai quando arriva? Corro con la mamma fino in mezzo al prato. Mia nonna prega San Emidio perché tiene sulle case con le mani. Tutte insieme? Sì. E come fa? Non so, ma forse non le tiene tutte. Ma se tua nonna lo prega e poi lui tiene sulle altre e la vostra no? Ma no, dai, le tiene su tutte, è un santo lui. Il capitano Cattelan era a capo della caserma Bernardini di Cavazzo, che fu determinante nella prima emergenza di maggio del 76. Ci racconta qualcosa? Allora, mio marito prima di tutto, da buon militare, ha pensato un po' a sistemare le persone che erano rimaste senza tetto, per cui si è procurato delle tende e ha cominciato a allestire questa tendopoli. Dopo naturalmente hanno iniziato a preparare i pasti e distribuirli alla popolazione. E il pane ce le forniva l'esercito, veniva una camionetta a portarci il pane. Ce lo portavano da mangiare i militari con il rancio. Assieme alla sindachessa Cornelia Puppini hanno organizzato un po' anche gli aiuti per le frazioni, per le diverse frazioni. Subito anche quelli dell'ANA, anche di Varese, sono venuti, hanno dato il loro contributo, difatti le case cominciavano ad essere già a posto quasi per ottobre. Invece dopo il 15 settembre, dopo le due tragiche scosse, quella delle 5 del mattino e quella delle 11, tutto è cambiato. Quello di settembre è stato peggio. Alle 11 hanno cominciato sul sussultorio ondulatorio, presi tutto e siamo andati tutti nella piazzetta. Ero con amici al bar al Foro. Quello è stato sussultorio, è stato per fortuna corto ma molto molto violento. Corta per fortuna ma tremenda. Ci ha chiusi dentro qua in paese, che sono venute giù le slavine. E siamo rimasti chiusi qua. E vedevo le colonne, gli stipiti delle finestre che venivano in fuori e tornavano in dentro e si muovevano su se stesse. Le dico una cosa impossibile. Ero seduta per terra e sentivi la terra che bolliva. Mi vengono i brividi ancora. Ho detto, questa volta restiamo sotto. Poi un senso di impotenza, perché non sai cosa fare, dove scappare. E quello ti rimane impresso nella mente. Sembravano come che venisse tutto addosso. Quella è stata la peggiore sensazione che ho avuto. Noi non avevamo figli in quella volta, si era dispiaciuti che non avevamo nessuno, però in quel momento lì ho detto guarda che fortunati che siamo noi che non abbiamo nessuno. E nessuno me lo leva dalla testa che ho visto i muri aprirsi e tornare nella stessa posizione. Era di giorno e perciò abbiamo visto le macchine, sembravano fossero sull'acqua. Di notte sembra che non si vede, si sente i rumori, ma di giorno a vedere per me è stato proprio allucinante. Essere colpiti nel cuore della notte aiuta qualche volta. Essere colpiti durante il giorno ti dà la dimensione di quello che succede, che vedi. La prima cosa ho visto la chiesa che è franata, il campanile che è andato giù.
Il campanile di Cesclans è stato un po' il simbolo, no? Di Sì, quella... perché prima c'era questo buco e poi dopo purtroppo sempre più e eravamo tutti lì e abbiamo visto il campanile cadere, è stato bruttissimo anche quello, una cosa molto molto toccante. Si dice terremoto del 76, a voi cosa viene in mente? E la grande paura, poi è rimasta sempre, sono 40 anni, ma io l'ho sempre in testa. Più che ricordi, basta un rumore, poi un blocco. Con un po' di pazienza sarebbero tornate le cose a posto, invece il 15 settembre è stato molto più faticoso da metabolizzare, perché lì c'è stata la consapevolezza che sarebbe cambiato tanto, sarebbe cambiato tutto, insomma. Mancano i rumori di questa terribile catastrofe, oltre che gli odori. Le foto non li raccontano. I registratori non hanno avuto la prontezza o il destino di riportare. Prova a raccontarli chi c'era, ma filtrati da cervelli che si stavano sgretolando di paura e di affanno. Il tonfo delle tegole che si frantumano sul selciato, il brontolio della terra, le urla di chi scappa. Poi il silenzio. Il 15 settembre è stata una cosa veramente particolare perché ha provato soprattutto non la resistenza fisica, non ha tanto provato la resistenza delle strutture quanto ha portato, diciamo, quello che è uno sgomento, il senso di disperazione alle persone, perché a distanza di mesi non si riusciva a capire quando questa terra avrebbe potuto permetterci ancora di dedicarci alle nostre attività. Quando c'è stato questo terremoto di settembre, diciamo che le speranze di normalità sono crollate improvvisamente. Beh, è una sensazione veramente di smarrimento, abbiamo detto qua non la finisce più. La voglia proprio di uscire da questa situazione, però come? Il sindaco lì, la Cornelia Pupini, aveva fatto un po' di riunione e lei ha detto: guardate che qui bisogna prendere una decisione, che quelli che con bambini e anziani bisogna andare via. Perché dopo quel terremoto, quella scossa lì, era impossibile che tutti rimanessero a casa. Cornelia ci era raggruppati giù nel piazzale antistante il municipio e ha detto partire, tutti partire vecchi, partire giovani, partire tutti, andate via. Mia madre ha deciso che a quel punto si spostavano tutti o a Legnano, chi voleva andare a Legnano, chi voleva andare a Varese, Dumenza e Agre, perché avevano già trovato 2 colonie. La gente, tutta la maggior parte sono andati o a Varese o a Lignano, specie dove erano anziani, che erano gente da sola o così. E allora la gente ha cominciato a scegliere qua e là. Dopo c'era anche Ravascletto, che qualcuno è andato anche a Ravascletto, dalle parti lassù. È venuto giù il nostro medico, Stroili, e che ci ha detto: salite sul camion e andate, perché qui rimane solo occhi per piangere. Quando ho visto i camion militari con la gente di Cavazzo che partiva come nella guerra, hai presente? Ecco, quella è l'immagine che non mi è piaciuta per niente. Vedevi passare gente che guardavano solo davanti con gli occhi fissi, eccetera, eccetera. Nelle macchine vedevi ogni cosa caricata, sui portapacchi, materassi, di tutto. Un esodo a tutti gli effetti. Le persone anziane, caricarle sugli elicotteri non è stato tanto semplice. Sono partiti un po' malinconici perché lasciare il paese non è stato bello per loro, però erano entusiasti di andare per essere tranquilli. Quando sono venuti dicendo che si andava a Lignano, si andava via, praticamente tutti sono stati ben contenti di andare a Lignano, di andare via, perché ormai eravamo arrivati a un punto di crollo nervoso. La casa, l'ancora della tua vita, il punto di riferimento delle tue scelte. Si può ricompattare una casa se la scossa te la ferisce, come ad un amico si può concedere un'altra possibilità. Ma se la scossa arriva di nuovo, la casa sventrata è il punto da cui fuggire. Prendi coscienza che la tua vita non ha più ancore, che ruota solo attorno a se stessa e che quindi la puoi portare dovunque la tua vita, piantare altrove e attorno ad essa crescere una nuova casa, un nuovo lavoro, nuovi figli, nuove amicizie. Sono arrivati questi
queste proposte, no? Noi abbiamo scelto l'opzione, diciamo, che ci portava ad un mezzo, anche perché avevamo conosciuto gli alpini che erano stati qua nel periodo fra la prima scossa del 6 maggio e questa di settembre, per cui avevamo una certa amicizia anche creata. Hanno detto sì, se volete, e i bambini avevano tanta paura e abbiamo detto no, non si può stare qui. Siamo andati a Cavazzo e ci hanno messi sul pullman e lì andare così senza sapere dove si andava non era uno scherzo. Io ho tanto pianto che pensare di lasciare, la prima volta che lasciavo così la casa, il paese. Ma d'altra parte qui non potevamo stare perché erano ammalate, erano i bambini scioccati. Da piangere, a pensare la casa e tutto, le bestie che l'hanno presa. È stato ben brutto perché io avevo ancora le mucche nella stalla. Ho dovuto andarle via così per 7-17, capitava, la fretta era di andare via perché la paura era grande. E abbiamo deciso di andare su invito, adesso non mi ricordo di preciso chi, ad Umenze. Sono passati i militari, hanno detto di radunarsi tutti vicino alla caserma e caricati sui camion e andati giù a Legnano loro con i camion militari. E siamo arrivati giù a Legnano, lì a questo albergo. Hanno chiesto se volevamo andare via. Tutti, non tutti, qualcuno ha detto di sì, e per l'indomani, postdomani, non mi ricordo quando, è arrivata la corriera, tutto l'orario e tutto. È stata una cosa molto toccante vedere i miei paesani, come ero io anche, non con la valigia ma con i sacchi delle immondizie, con i vestiti. Quello sì. È stato veramente difficile capire cosa fare, ascoltare più chi ci diceva che non c'erano le condizioni per rimanere una frazione così isolata, oppure se doveva prevalere il senso di appartenenza e di resistenza. Non me la sono sentita perché ho detto io devo rimanere qui, come facevo a partire? E mi avevano detto vedi che è la benzina. Hai la benzina ed è l'unica qui in zona, come facciamo con i mezzi eccetera? Siccome c'avevo il bar, siamo spostati, abbiamo fatto su una baracca insomma, no? Per poter continuare l'attività, per dare il pane alla gente, per poter insomma stare anche un po' vicini. Io lavoravo anche in cartiera, quindi non si è fermata la cartiera, quindi io ho lavorato sempre lì così. Ci avevano dato una roulotte, eravamo abitati dentro una roulotte, in 6. Quelli che erano in cartiera, come suo figlio, mio marito, sono rimasti qui perché avevano il lavoro. Ho detto dove vai? Non si va da nessuna parte. Il paese quando tutta la gente è partita. Terribile, specialmente la sera. Questo senso di desolazione tremenda, l'odore anche, così di macerie. In 12 eravamo rimasti. Tanta altra gente è partita dal paese e noi non ci siamo mossi. È stato allestito il campo 9 giù in fondo al paese, arrivava il legno gratuitamente e diversa gente di Cavazzo, tra i quali anche noi, ci siamo fatti le baracche. Quei cavazzini che sono rimasti lì presso le loro case non sono figli di un Dio minore. Io sottolineo la loro grande volontà, il grande attaccamento al loro territorio, alla loro casa, hanno tenuto vivo il paese e aperte le fabbriche e il lavoro. Dateci tavole, legname, materiali, noi ci costruiamo le baracche da sole. E così l'hanno fatto. Riguardo all'esodo, io ritengo che fosse necessario dopo le scosse del settembre. Non era pensabile trattenere persone anziane e in difficoltà in luogo con l'inverno alle porte. E questa è stata, secondo me, come dicevo prima, una coerente e saggia decisione degli amministratori di allora. Come ha deciso quindi di lasciare Cavazzo e partire? Perché io ero talmente spaventata che io non entravo più in casa. Perché potevo andare anche a Lignano, ma mi sembrava troppo vicino per il terremoto. Siete stati i primi a arrivare, ci racconti? I primi a arrivare giù a Lignano. E laggiù era il caos. Abbiamo chiesto in comune, hanno detto Cavazzo non è da noi. Non sapevamo cosa fare.
Finalmente verso 11:30, mezzanotte è arrivato un camion Cavazzo. Quando l'ho vista, mi crede, mi sono inginocchiata per terra e mi sono messa a piangere. Noi siamo andati a Lignano col camion. È stato un viaggio un po' allucinante. Siamo arrivati a Lignano, lì del municipio, poi ci hanno smistati, ci hanno messo nei vari alberghi. Quando siete partiti ricordate il viaggio anche lì? Il viaggio, siamo partiti con degli amici, a Luino siamo fermati in municipio e abbiamo chiesto praticamente, cioè abbiamo spiegato chi fossimo e immediatamente si sono messi al nostro servizio, i motociclisti, i vigili, ci hanno portati su in questo paesetto. A noi sembrava di essere nel paese delle meraviglie, perché uscire da una situazione di disagio, di paura, di incertezza e tutto, arrivare poi in questa cittadina bellissima sul Lago Maggiore ci sembrava veramente, dove ovviamente la gente, pur sapendo quello che succede, insomma, viveva la propria vita. Insomma. Ho optato per la montagna, che è questo Cremeno, un paesetto che sono zone di villeggiature, se non che in quel periodo lì era vuoto. L'unica luce che si accendeva in questo grande villaggio era la mia. Siamo andati a Agra, lì era un bel paese, ci hanno accolti benissimo, le persone molto molto gentili, ma io ho un ricordo bellissimo di quel periodo lì. Era un collegio lì, siamo rimasti, sì, per quel che sono rimasta io, accolti benissimo. La gente del posto è stata veramente accogliente. E siamo andati via a Dumenza e si stava bene, però la gente non era mica tanto contenta. Avevo trovato una per la strada e abbiamo detto: buongiorno signora, che brutto tempo, finché girate voi altri non ve bel tempo. Ci ha detto quella signora. Siamo venuti sull'ultimo giorno di settembre a Ravascleto e siamo stati 5 mesi e 12 giorni. Però i padroni erano nella provincia di Venezia e non voleva darci le chiavi. Per cui ritengo molto intelligente la scelta dell'onorevole Zamberletti, commissario straordinario allora, di requisire gli appartamenti a Legnano e a Grado, per consentire anche una pendolarità. Dovremmo alzarci alle 5, la corriera parte alle 6, si comincia a lavorare alle 7:30, è dura, Non so quanto si resisterà a questo tour de force, diciamo. Siccome mio marito doveva fare la linea di Pontebba a Grado e io lavoravo in cartiera, abbiamo preso su i bambini e mia suocera, li abbiamo portati qua e li hanno sistemati là a Grado. E dopo io e mio marito partivamo alle 6 di Grado, io venivo sotto il mezzo, lui andava su a Pontebba. E la sera si ritornava giù, si arrivava verso le 8, ogni giorno. Lei rimaneva lì, io siccome lavoravo, ero a turno, andavo giù sottariamente. Avevo solo, come le dico, mio marito che andava su e giù e lavorava in cartiera, anche lui aveva i turni e quando era libero veniva giù. Io l'ho fatto un po' di giorni giù a Lignano quando ho accompagnato giù mia madre, mio fratello che era piccolo, aveva 13 anni, diciamo, l'ho accompagnati giù, però io avevo il mio lavoro, ho dovuto rientrare e facevo il pendolare quando avevo i giorni di riposo, mi trasferivo a Lignano da loro. Andavo giù il sabato e la domenica perché la mia famiglia comunque era a Lignano dopo i miei. Io sono rimasto qui anche perché lavoravo nell'ufficio tecnico del comune, ci avevano chiamati e quindi sono rimasto sempre qui. Ecco. Mi piace il campeggio. Anche a me, tanto. Ma i grandi sono tristi, no? Anche un po' sgarbati. Non gli piace tanto il campeggio a loro. Per forza, i grandi fanno il campeggio per accompagnarci noi, ma non si divertono tanto. Perché sono robe da bambini? Si vede di sì. Hai visto l'elicottero? Bello, era blu e marrone. Mi piacerebbe fare un giro. Prendeva su solo i vecchietti. Quanto ci mancano i 2 per essere vecchietti?
Come sono stati i primi tempi della vita da sfollato, proprio da un punto di vista organizzativo, visto che non avevate le vostre cose? È tremendo, per me mi mancava tutto. La prima settimana, devo dire la verità, è stata dura. Dopo pian pianino ci siamo ripresi. Noi facevamo da mangiare, eravamo autonome. Siamo stati un periodo che era anche una 70 di persone. Io avevo anche un bel po' da fare, no? Fra vecchi, figli e la bambina così. E si aiutava in cucina un po', si faceva le nostre camere, si faceva la pulizia della sala e così. Si andava in spiaggia a raccogliere conchiglie, si andava a passare un'ora al mare, poi intanto è arrivato l'inverno, è stato un inverno molto freddo. Tanta umidità, freddo. Stufe non ce n'erano, andavo a trovare questi vecchietti che erano lì, la mattina ci alzavamo, facevamo colazione, poi andavamo a fare la spesa con il passeggino e la bambina. Erano quattro famiglie praticamente di Cavazzo, ci si vedeva ogni tanto perché ormai si faceva la vita solita che si fa a casa, i lavoretti di casa, poi il pomeriggio portare le bambine a prendere l'autobus. Prima Cavazzo era una cooperazione, tutti si aiutavano. E lì, nel piccolo, se vuoi, era il paese riunito. Nella non normalità, normalissimo. Si è conservata l'idea di comunità. Brava. In realtà io sono partita con una mia amica con l'idea di stare via 15 giorni. Nel frattempo gli alpini di Gallarate e Varese si erano dati da fare per noi due per cercarci una scuola. E abbiamo trascorso, l'anno scolastico anche lì molto serenamente, siamo state molto fortunate. E voi siete finite a Lignano dopo lo sfollamento di settembre. Un vostro ricordo di quel periodo? Ho sprazzi di ricordi relativi ad esempio alla scuola. Frequentavamo la scuola al pomeriggio, quindi partivamo con l'autobus, venivamo accompagnati dai genitori alla fermata, andavamo a scuola, facevamo le corse per arrivare all'autobus con la paura di perderlo, di non tornare a casa. La mattina stava in casa con me, faceva qualche disegnino così. E il pomeriggio, come le dico, prendere l'autobus. Anzi, il primo giorno di scuola me lo ricorderò finché vivo. Ricordo soprattutto una cosa del mio primo giorno di scuola, che è sempre stata in famiglia con mamma, papà, i nonni, gli amici, ritrovarmi a dover salire su un autobus da sola, abbandonare la mia mamma. Si era attaccata al collo, ma piangeva disperata. Io piangevo più di lei. Io so di aver pianto tutto il tragitto, quindi questa è una cosa che mi ha un po' così. Vado via da Cavazzo, vado in una terra che non conosco, vado fra gente che mi è estranea, vado in un sistema di case e di cose che mi costerà fatica, vado fra facce sconosciute e occhiate di compassione, vado in un ambiente dove tutto il mio passato non conta più, però vado in un posto dove la terra non tradisce, dove i muri non mi tremano intorno, perché adesso solo questo conta. Il paese siamo stati accolti bene noi, perché ci hanno dato tutte, anche la gente veniva a trovarci, anche dalla Svizzera venivano, perché questo era il confine svizzero a 2 chilometri di distanza di Dumenza. Siamo andati tutti in quell'albergo. Loro hanno visto le macchine targate Udine e noi abbiamo mangiato quello che abbiamo voluto, non è che abbiamo detto ma paghiamo di più o di meno, non ci interessava, avevamo fame, avevamo anche bambini e loro hanno detto è tutto pagato e non hanno accettato i nostri soldi. Già la paura, già ci è andato giù le lacrime anche agli uomini. Siamo arrivati finalmente all'inizio del paese. A 50 metri dice arrivate, c'è già la popolazione che vi aspetta.
attualmente sono il sindaco del comune di Dumenza, che 40 anni fa aveva ospitato parte della popolazione della vostra comunità. Ero un ragazzino perché avevo neanche 13 anni, però ha raccolto l'appello che era stato fatto in paese e se c'era disponibile qualcuno a poter contribuire per lo spostamento, per allestire insomma l'emergenza. A Dumenza, che era il vecchio collegio delle Orsoline, e ad Agra, che era il vecchio albergo Belvedere, avevamo cercato di organizzare appunto qualcosa che potesse essere utile a ospitare queste persone. Parecchie persone si sono attivate per dare una mano, perché la sistemazione logistica l'avevano, però mancavano di parecchie cose. In Agra c'era un signore allora con la Jeep, era addetto al trasporto bagagli, perché dalla Pullman all'albergo Belvedere c'era un pezzettino di strada, no? Ed era chiamato il trasportatore del Friuli e invece loro lo chiamavano il signore della Jeep. Sono stati tutti veramente gentili, affabili, veramente persone squisite. Eravamo tutti a cogliere il pullman che arrivavano. Gli sono sempre stati vicini i paesani di Agra, anche nelle varie esigenze. Erano a 200 metri dal mio bar, io poi tutte le sere, tutti i giorni ero là a vedere se avevano bisogno. A vedere questa gente che veniva ogni giorno, gli alpini ogni sera a chiederci se ci occorreva qualcosa, che erano disponibili. Noi salivamo in gruppo, magari qualcuno alla sera, per sentire se c'erano problemi, l'organizzazione interna era loro e ricordo che era splendida, addirittura proprio. Non ho mai visto un'organizzazione del genere. Si capiva che erano persone dignitose che cercavano di andare avanti. Almeno non si piangevano molto addosso, ecco. Ma erano gente di un orgoglio che non mi meraviglio che abbiano costruito così in fretta di nuovo i vostri paesi. Io reputo che sia stata una buona accoglienza e anzi alla fine penso che a qualcuno sia anche dispiaciuto quando sono andati via. Ho detto, quando sono andati via ho pianto io. Ci scriviamo, ci telefoniamo, andiamo a trovarli. Qualche domenica li ho invitati a pranzo, la famiglia tale o la famiglia tal'altra, e abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti. E si è instaurato tra noi un'amicizia che porto ancora nel mio cuore e poi un ricordo bello che conserverò fino a quando muoio. È stato il Natale trascorso con loro. A Natale ci hanno fatto grande festa, una pasticceria di Luino, che non ti dico tanta roba che hanno portato. Abbiamo fatto Natale là in compagnia di tutti, no? Che c'era diversa gente nel convitto lassù. Era arrivato il pullman, erano scesi tutta questa gente, facevo parte dell'associazione Alpini e noi del gruppo li smistavamo, cercavamo di aiutarli, ecco, tutto lì. Dunque, lì c'era stata una mobilitazione generale della sede nazionale che aveva deciso l'organizzazione di questi cantieri. Ci avevano dato l'organizzazione del cantiere numero 9. E noi mandavamo delle squadre a lavorare in questo cantiere. È l'ANA che ha organizzato Sì, a livello locale e poi ha deciso che voi sareste Noi siamo andati tramite la sezione di Luino. Quando siamo andati col pullman abbiamo trovato un po' i ruderi, abbiamo messo in caserma e noi eravamo a Camponove e dopo siamo andati a lavorare. Praticamente eravamo alloggiati, quegli alloggi insomma, precari, in parole povere, però insomma, siamo partiti con la voglia di lavorare. E io sono certo che verrà un giorno in cui ai bambini di Cavazzo Carnico, attorno al focolare, verrà raccontata una leggenda che non è fiaba, ma autentica realtà. C'era una volta, nel lontano tempo antico, che in Carnia la terra tremò, le case crollarono ed in quella gente vi era tanta paura del come sarebbe stato l'inverno senza fogolar, senza tepore, senza tetto. Ma ecco che venne fra noi friulani
della strana gente. Portava in testa uno strano cappello su cui stava infissa una penna nera. A qualcuno di loro, a sera, bruciavano le mani, ma non smettevano di portare mattoni, di picchiare di martello, di rifare tetti, di spingere carriole cariche di tutto ciò che poteva servire a noi friulani per avere una casa prima che la neve scendesse a rendere impossibile il vivere sotto la tenda. Si dichiaravano alpini lavoratori ed erano prestatori d'opera per quello che loro chiamavano dovere, e non sapevano di essere invece difensori di un loro diritto che li elevava e li onorava. Quelli che prima di me, che sono andati su, hanno detto che andavano in delle case diroccate e le persone erano gelosi, che pare che noi andavamo su a rubare qualche cosa, invece no. Dopo un po' di giorni hanno cominciato, vedevo che lavoravano così, mi danno il caffè, davvero. Dopo si sono ambientati. E hai mangiato anche il fricco, no? Il fricco, che lì in quadro speciale, cercava le posate. Una cosa magnifica. Sono cose che si ricordano. Il ricordo rimane sempre e rimarrà sempre. Io personalmente la rifarei tra virgolette, nel senso che mi auguro di no, però sono esperienze che nella vita ti lasciano qualcosa dentro. Hanno lavorato, ma quanto hanno lavorato queste persone, questi volontari. Mi vengono ancora i brividi, guardi. Commovente è stato quando dovevo rientrare, diciamo quasi definitivamente io, che appunto gli alpini di Ferno mi hanno dato la roulotte. Mi ha detto: Gabri, vieni giù in cortile che c'è una cosa per te, questa è la tua casa. Sì, purtroppo mi commuovo a pensare. Appunto dobbiamo tanto ringraziare tutti gli interventi degli alpini e anche i militari, che i primi tempi i militari ci hanno dato tutto quel che avevano. Bisogna dire che si sono comportati non da militari ma da eroi. Nell'iconografia abituale del terremoto si vedono uomini che scavano fra le macerie. È quasi sempre riservata ai maschi la prima pagina. Tutt'al più le donne le trovi nelle tendopoli, alle prese con la cucina, oppure ad addolcire ai bambini i disagi della nuova quotidianità. A Cavazzo no. A Cavazzo c'è una donna che coordina, che consulta, che decide. Una donna con la sensibilità della madre e della figlia, ma capace di reggere lo sguardo del commissario straordinario di governo e di portare nelle corriere i panini per il viaggio dei profughi. Mica un eroe, un sindaco. La ricordo come una donna molto disponibile, umile e diciamo alla mano. E quando si sono conosciuti mio marito è rimasto un po' perplesso. Essendo militare e pensando molto alle formalità, appena ha preso servizio è andato a presentarsi all'autorità. E l'autorità lì era il sindaco. Lui si è presentato sulla porta e ha guardato giù verso la via Roma e ha visto una signora in vestaglia e con le ciabatte in bicicletta che risaliva la via Roma. Si è presentata e da lì è incominciata una bellissima amicizia, perché aveva capito il suo spirito di dedizione anche al paese. Era molto disponibile, appassionata, impulsiva, è presente insomma dappertutto, perché lo stile di Corneli era immediato, anche come portamento fisico, la voce, lo stile, no? Insomma, lei non era persona che si preoccupava, aspetta che mi vesto così, usciva con la sua treccia, se era a posto, altrimenti in ciabatte, non importava, ecco, era una persona vera. È una donna sicuramente attiva, una passionaria, insomma, già da un punto di vista politico lo era stato i suoi inizi, e ha continuato insomma ad esserlo. Ecco. Poi anche forse perché donna, no, era abbastanza al tempo inusuale, no? Una donna sindaco, infondeva forza, fiducia, ecco, questo sicuro, era una combattiva. A Cornelia nessuno può dire niente, che ha fatto tanto per lei, ha trascurato la famiglia per la popolazione. Devo dire che, a parte che era mia madre, quindi
ha fatto l'impossibile, quello che io ritengo l'impossibile, perché avendo una famiglia, no, e una bambina anche piccola, non ha mai messo la famiglia, anticipando la famiglia al senso civico e del dovere, capito? Ha messo sempre il senso civico e del dovere prima e la famiglia veniva dopo, capito? Avevo però un grande timore che poi la gente non rientrasse, in particolare se l'esodo avveniva in località lontane. Prima abbiamo avuto la fase delle demolizioni dei paesi, no? Abbiamo dovuto demolire tutti i paesi, poi è cominciata un po' la fase della ricostruzione con i prefabbricati. Dopo non è che ci sia stato un rientro come quello della partenza, piano piano sono rientrati tutti. Certo, è stata una cosa che ha fatto più piacere della partenza, ecco. Molti di loro sono dovuti rientrare e quindi niente, si sono adattati a questa nuova realtà, ci si è ritrovati. Noi siamo rientrati per riprendere il lavoro perché evidentemente c'era anche necessità di quello. Insomma, appena si è prospettata la possibilità di avere un prefabbricato, ho detto io rientro. Poi siamo rientrati. Quindi siete rimasti un anno? A Cavazzo, nelle baracchine, nei sciallettini. Chi non aveva la possibilità di fare queste baracche avevano portato diversi box installati vicino alle case. Siamo tornati un po' prima di Natale e avevamo messo un box dietro la casa. Il 26 o il 27 dicembre sono dovuta rientrare in un prefabbricato di lamiera con 14 gradi sotto zero, col bagno di fuori. È venuto giù mio marito e hanno detto ci hanno dato la baracca, però non c'era né luce né acqua né le fogne. Pensava mai al momento del rientro qui? Al rientro c'è Scrans, un po' sì, un po' no, perché non c'era nessuno in paese. Io dico il vero, siamo stati 6 mesi quasi a Lignano, no? Però pensavo sempre di tornare, sì. Quando sono arrivata nel paese io ho dato un sospiro, ma di sollievo, e quando sono entrata nel mio chalet mi sembrava di entrare nel Palazzo del Re. È aumentata la speranza dell'avvenire, che se rientrano vuol dire che si può continuare a ripartire da zero, e difatti così è stato. E quindi niente, questo rientro però su una parte del paese che era diverso, c'è poco da fare. Io quando sono rientrata avevamo già le Rutner, villette di legno, diciamo. Da lì però c'è stata una disgregazione, non c'era più la comunità, hai capito? Ognuno aveva il suo nucleo e lì ho capito che si stava perdendo proprio. Che c'era stato un punto di non ritorno. E ciò che ha amplificato la cosa è appunto la ricostruzione come è stata fatta. Mi prendo tutto, le 1000 colpe, i rari meriti. Mi prendo tutto, le vostre maledizioni, la responsabilità del dolore e delle lacrime. Mi prendo tutto, tutta la causa. Ma non mi governa la pietà e neppure mi muove la perfidia. Mi faccio sentire quando la necessità è naturale e inevitabile, che sia primavera o settembre, a metà secolo o sul finire, la mattina o la notte. Determinismo lo chiamano i filosofi, se volete infiocchettare la tragedia. Mi prendo tutte le colpe, ma di un'unità che non c'è più, di una solidarietà che latita, della confidenza che fatica a crescere. Non è a me che dovete chiedere conto. Un paese vecchiotto, strade abbastanza strette, nuclei abbastanza uniti, in genere si andava d'accordo ed era un'altra vita, ecco. E dopo del terremoto ha cambiato tutto. Una ricostruzione necessita inevitabilmente di canoni nuovi, di nuove tipologie. Cambia il modello abitativo. Prima le case addossate, tutto alla mercé di tutti. Ora si va per la campagna a ricostruire. Si dirada il tessuto paesano e con lui si diradano la curiosità,
il controllo, l'invidia, il pettegolezzo. Come è cambiato il paese dopo il tragico momento del terremoto, sia da un punto di vista urbanistico sia da un punto di vista sociale? Come struttura del paese è simile a questa. Certo le case erano completamente diverse. È tutto stravolto. Cavazza non c'è più una volta nelle case vecchie con i suoi archi. L'urbanistica ha cambiato completamente. Il paese prima del terremoto erano case più vecchie e poi le strade più strette, invece adesso è tutto rimodernato, tutto più nuovo, diciamo così. Dal punto di vista architettonico è chiaro perché venivamo dal periodo del post bellico, soprattutto c'era la viabilità che era del tutto differente di quella che è adesso. Il paese era un paese agricolo che ogni casa aveva la sua stalla, sì, non proprio tutti, ma insomma c'era la stalla, era un paese contadino, diciamo. Prima del terremoto avevamo una latteria, una cooperativa di Cesclanco, sala di ballo. Avevamo una canonica e una chiesa. La latteria era una latteria turnaria, sociale, quindi delle persone del paese, e era uno dei momenti, la mattina e la sera, l'incontro delle persone che andavano a portare il latte. La latteria cos'era? Era un punto dove c'era la vita del paese. E adesso non c'è niente. Dal punto di vista urbanistico è cambiato completamente. Era inevitabile che la ricostruzione fosse così. E dopo il terremoto invece è cambiato tanto. Stalle non ci sono più. Le stalle non sono state ricostruite, un po' per una scelta urbanistica, un po' perché la gente non ha più avuto l'interesse di ricostruirle, e quindi anche questo tipo di vita, che poi tra l'altro comportava la pulizia delle campagne, di tutta la montagna, è venuto a perdersi, e oggi come oggi si vedono i risultati. Insomma, la montagna è abbandonata, le campagne anche, e più passa il tempo e più questa cosa tende a peggiorare. Chiedi a questa gente com'era il suo paese prima e ti parla delle persone, dei loro rapporti, del loro tessuto. In una terra universalmente riconosciuta per l'attaccamento ad un bene come la casa, non sono le abitazioni che fanno un paese, neppure 40 anni dopo. Il terremoto ha sconquassato tutta questa realtà, il paese di adesso è più bello, diciamo così, ma è diventato un paese in cui non ci si conosce tutti, non è più la realtà di prima, insomma. C'era un'identità, insomma, ecco, che cosa che oggi in qualche maniera manca, viene a mancare. Si intuiva già che sia la gente che era tutto cambiato, non era più, in poco tempo si era stravolto tutto. Anche a livello sociale, dice. Certo. Era un bel paese e poi eravamo le famiglie attaccate, capisce, ci si aiutava, se si ammalava uno l'altro andava a dargli una mano o a mungere le mucche o nel campo, insomma. E si erano rapporti con tutti, si conoscevano. Sui rapporti sociali più che altro posso dire che erano molto più uniti che non adesso, quello sì, si era quasi tutta una grande famiglia. Adesso purtroppo con le case divise qua e là è perso tutto. Io non è che mi ritrovo più tanto bene. Certo che è cambiato molto il paese. O per ricostruire la casa, questo o quell'altro, ci siamo un po' tutti quanti arrangiati per i fatti nostri, ecco. Mentre prima eravamo più uniti, insomma. Adesso ognuno siamo come in un condominio. E la gente col terremoto si è un po' inasprita, un po' egoista, venuto un po' tutto. Non è più quell'affiatamento di prima, è cambiato tanto. Sì, perché ci siamo tutti ritirati nel nostro nucleo, ecco, diciamo. Prima ci si aiutava, si andava per le case, così adesso no. Il dialogo non c'è più quello che era. Perso, tutti più, ognuno casa sua, più riservati, non lo so, ha cambiato molto, ma molto. La sensazione che ho io è che ci si è riallontanati, ecco, ma anche perché è una vita completamente diversa. La vita lavorativa per me, Sonplago, è dormire, la mia vita si svolge completamente fuori dal paese. Dal punto di vista umano, in una prima fase c'è stato
rapporto umano molto forte di aiuto, di collaborazione. Poi col passare del tempo questo rapporto è venuto sempre meno. E più andava avanti la ricostruzione, più riprendeva la vita e più la gente diventava individualista. Prima le porte delle case erano sempre aperte, io non avevo la chiave di casa. C'era più contatto tra le persone, no? C'è stato un cambiamento che sicuramente il terremoto ha contribuito a accelerare, no? C'era una maggior consuetudine tra le persone, non soltanto così all'osteria, ma c'era qualche frizione per questioni di confine, la maialina, la di qua e tutto, è sporchiata a chi è, però insomma alla fine c'era, nel momento della necessità c'era la solidarietà. C'era sempre una collaborazione, sai, un'amicizia, un aiuto continuo e costante, e questo non c'è più, non esiste più. Probabilmente si è ingabbiati in altre forme di condizionamento che ci impediscono, ecco, di essere veramente noi stessi. Il cambiamento c'è stato subito dopo finita la ricostruzione, in cui la gente è entrata nelle case riparate e dà una spiegazione positiva e una negativa. La positiva è questa: dopo aver vissuto nelle baracche, chiamiamole prefabbricati, io capisco benissimo ed è comprensibile che uno entra in casa e finalmente dice non è poi comprensibile invece l'individualismo e la chiusura in cui la gente si è chiusa nella propria casa, dimenticandosi della comunità e badando solo ai fatti propri. E qui è l'aspetto negativo che tuttora viviamo. Si è perso il senso della comunità. Quando parliamo di cose passate, noi diciamo prima o dopo dal terremoto. Quindi questa frase sembra banale, ma non lo è, perché dire prima o dopo significa che prima c'era una cosa che non c'è più e dopo c'è un'altra cosa che è quella che abbiamo davanti agli occhi. Oggi cosa è cambiato? È cambiato tutto dopo il terremoto, perché la cultura è stata quella di fuggire da quelle che erano le organizzazioni fatte, diciamo, che vedevano dei cortili con più famiglie, e il nuovo modello era quello di farsi una casa isolata, di redigere dei muri di cinta, e quindi sostanzialmente questo ha portato a una disgregazione del tessuto sociale e le persone lo dico con amarezza, si sono chiuse proprio all'interno di queste case e è cambiato quindi completamente lo stile di vita. Quindi la fine di un mondo. La fine di un mondo, proprio. E da qui leva le sue ali il canto, la villotta per opporsi al freddo e alla paura e al buio e per indirizzare chi sta scavando le macerie per salvarti la vita. La canzone che la sera si alza dalla tendopoli per ostentare l'accento di comunità, di solidarietà, ma anche di caparbietà. Le canzonette che la madre canta a squarciagola ai figli tornando in auto da Dumenza a Cavazzo, con la voce che le si incrina a 2 passi da quello spiazzo che era e che sarà ancora casa sua. We could be heroes, just for one day. Mossi dalla terra, da sempre, da quella che vuoi fare tua e concimare con la tua cultura, da quella su cui metterai la tua casa, da quella su cui giocherà tuo figlio e poi tuo nipote e poi. Mossi dalla terra come sempre, da quella che impari a conoscere casa dopo casa, strada dopo strada, fiume dopo fiume, montagna dopo montagna, da quella che mostri con orgoglio, da quella che nessun'altra così.
mossi dalla terra. 1928, 1976, alle 9 della sera, alle 5 del mattino, a ora di pranzo, scossi, percossi, storditi, allibiti, traditi. Ogni volta che trema mi metto paura. Sai come faccio io? Mi siedo per terra e l'accarezzo. La terra? Sì, pian piano, con la mano e le parlo. E cosa le dici? Di stare buona. Shh, shh. E l'accarezzo. E poi? Lei si ferma. Si può cantare anche una ninna nanna. Ben se di notte.